Colazione con, striscia settimanale di approfondimento sportivo in collaborazione con Sport di Più Magazine e Centri Giovanili Don Mazzi, supplemento di RCS Informa. 11:24 minuti, siamo nuovamente in diretta con RCS Informa, torna la rubrica Colazione con e dunque buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Cristani, direttore di Sport di Più Magazine. Ciao Alberto. Buongiorno, ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori, videoascoltatori, un bel lunedì per lo sport veronese. Non c'è dubbio, abbiamo appena salutato Fabio Brutti, direttore sportivo del Caldiero, che ci ha raccontato insomma di questo risultato straordinario, raggiungimento della Serie C, cui si aggiungono ovviamente le vittorie dell'Hellas che vede un po' più vicina la salvezza, e poi tanti risultati che ieri abbiamo raccontato con Stefano Paganetto e Radio Grande Sport nella diretta lunga di ieri pomeriggio, durante la quale insomma sono stati segnati la gran parte dei verdetti per tutte le categorie. Si attendono ancora alcuni degli ultimi passaggi per la Serie C, ad esempio, no? con il Legnago. Ma Alberto, noi qui cerchiamo di mettere insieme lo sport in senso generale con l'attualità e in una certa forma il sociale, che poi riprendiamo nella rubrica che seguirà. Nel frattempo ci sta raggiungendo almeno in voce il nostro ospite, che invito comunque a rimanere, perché per la parte diciamo di immagine risolvo io dalla regia. Alberto, abbiamo nuovamente nostro ospite, una persona particolarmente importante, perché Stefano Gnesato è delegato CONI Verona. Esattamente. Stefano Gnesato, come hai detto tu, è una figura importante per lo sport di Verona, della provincia di Verona, ma permettimi, soprattutto un amico vero e un amico dello sport. Allora diamo il benvenuto a Stefano, anche se non lo vediamo. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E allora vai Alberto, vai. Vedo che dalla regia si sta attivando per tamponare questo piccolo problemino video, ma insomma dai, noi andiamo avanti ugualmente. Stefano, intanto grazie di essere qui con noi questa mattina. Da cosa partiamo? Io partirei, siccome gli argomenti sono tanti, il tempo è anche poco, io partirei dal 22 maggio. Lo dici? Ma 22 maggio, data importante, data della cerimonia CONI Verona in Festa, dove da diversi anni premiamo le squadre, gli atleti, le giovani promesse, le società sportive che si sono distinte nell'anno precedente. Tra l'altro sottolineiamo che dallo scorso anno l'organizzazione non è più solo CONI, ma CONI Verona, Centri Giovanili Don Mazzi e Sport di Più. Una cerimonia importante, lo confermano i numeri, le presenze, soprattutto addirittura l'anno scorso 300 persone che hanno partecipato a questa cerimonia, e aumentano anche le nostre difficoltà nel selezionare a chi attribuire i premi, per fortuna da un lato, perché vuol dire che il nostro movimento sportivo nel Veneto e a Verona in modo particolare è molto attivo e sta raggiungendo ottimi risultati, come accennavate poco fa. Ieri il Caldiero Terme che ha raggiunto i professionisti, la Lega Pro, come la Virtus e come il Legnago, giusto ricordare così. Dice i problemi fossero questi problemi del selezionare e fare dare la giusta visibilità al tanto sport che c'è a Verona. Penso che altre province farebbero carte false per avere questo tipo di problemi. L'hai detto, un binomio, anzi un lavoro di squadra per celebrare lo sport veronese, che anche quest'anno andrà in scena in una prestigiosa location. Sì, saremo anche quest'anno al Teatro Astra di San Giovanni Lupatotto, come dicevamo prima, mercoledì 22 maggio dalle 20:30. Devo dire che il sindaco Attilio Gastaldello ci ha fatto una gran corte e ben volentieri noi abbiamo accettato di tornare anche quest'anno, cosa rara, di tornare quest'anno a San Giovanni Lupatotto.
cosa rara perché CONI Verona in Festa è una cerimonia itinerante e vogliamo essere presenti sul territorio, per cui ogni anno noi cambiamo sede per rendere partecipe tutta la provincia di Verona, o quantomeno più comuni possibili. Senti Stefano, Andrea, hai qualche domanda? No, dal punto di vista di questo appuntamento senz'altro no, ma credo che, come accennavi prima, i temi possono essere tanti e dunque ti lascerei proseguire su altre sfumature, su altri frangenti, no, dello sport veronese che hanno a che fare con il CONI. Sappiamo poi anche che appunto è un'estate che ha questo appuntamento, ma che farà a suo modo da trampolino e da avvio di un percorso che ci attende nel 2026. Esatto, sì. Proprio, vero. Vai Stefano. Sì, assolutamente sì, senza dimenticare, senza mettere da parte il macigno della riforma della legge dello sport. Lo scorso anno il CONI Veneto ha fatto 24 corsi di formazione riguardo appunto questa riforma dello sport. Ne abbiamo fatti 3 a Verona, l'ultima una decina di giorni fa a Soave. Il motivo è uguale alla cerimonia di cui parlavamo poco fa a Soave, perché per rendere partecipe il territorio, per arrivare il più possibile a tutte le società sportive. E non dimentichiamo, prima di arrivare, dopo arriveremo anche al 2026, che entro luglio ci sono già le prime incombenze, l'attuazione delle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e controllo dell'attività sportiva, dei codici di condotta atte alla tutela dei minori e prevenzione delle molestie e della violenza di genere e nomina dei responsabili, e questo entro luglio di quest'anno, per cui dopo aver superato due pandemie di Covid, adesso lo sport si trova questo macigno. Pongo l'attenzione perché la mia preoccupazione, ma non è solo la mia, è che a partire dal prossimo anno qualche società sportiva o si unirà ad altre oppure sarà destinata a sparire. Poi abbiamo fatta questo aspetto negativo, perché a mio parere è una legge vergognosa che andrebbe abrogata in toto e non modificata e rifatta dalla base, perché accontenta sì il mondo professionistico sotto certi punti di vista, ma per quel che riguarda le società dilettantistiche è proprio una vera e propria rovina. Poi abbiamo il 2026 nel mirino e noi come CONI, come Sport di Più, Ufficio Sport della Curia, Centri Giovanili Don Mazzi, lo Yacht Club Verona e la FIPA Verona, ci stiamo già organizzando in gruppo, in squadra, perché è giusto lavorare in gruppo, in squadra, per raggiungere grandi risultati. Stiamo allestendo una mostra itinerante che porterà in giro ancora una volta per la provincia quadri, cimeli che riguardano le Olimpiadi. Bellissimo, perché lo sport è e deve essere appunto anche celebrazione del suo passato. Non sempre in Italia, mi viene da dire, siamo in grado di farlo al meglio in senso generale, e poi ci sono realtà come appunto il CONI che invece si muove in questo senso. Miesato stava concludendo il suo ragionamento, dunque proceda pure, grazie. Sì, questa è solo una delle iniziative che stiamo mettendo in campo. Una è già in corso, a dire la verità, che è un'indagine conoscitiva che è uscita dalla provincia e dalla regione grazie ai centri giovanili Don Mazzi e Sport di Più. Sta coinvolgendo il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Lazio, se non mi ricordo male, dove noi saremo presenti con atleti, con testimonial delle scuole, ma non solo. Sottoporremo ai ragazzi un'indagine conoscitiva che sarà molto importante per quanto ci dirà e per quanto dovremo fare dopo per i ragazzi e per le famiglie dai dati che ne usciranno. Quindi andiamo su vasta scala. D'altra parte le collaborazioni che come CONI abbiamo messo in atto in questi anni vanno ben oltre il Veneto. Okay. Un'altra iniziativa, questa ovviamente, che proseguirà anche durante i prossimi 2 anni in attesa delle cerimonie delle Olimpiadi. Certo, attenzione, certo. Olimpiadi a Verona non vediamo ancora nessun segnale, purtroppo, però Verona avrà una parte molto importante che stiamo sottovalutando
sarà l'hub più importante di tutte le Olimpiadi, quindi la massa, le persone che andranno a vedere le gare partiranno da Verona. Quindi voglio dire, sollecito la città a porre l'attenzione a questa cosa, perché Verona può avere veramente un ruolo importante, anche se non soprattutto da un punto di vista economico e del turismo. Vai Alberto con l'ultimo spunto. Sì, mi hai proprio anticipato, Stefano. L'ultima domanda era proprio dedicata alle Olimpiadi, ma hai già ben espresso tu il pensiero condiviso dai partner che hai detto prima e anche da tante altre realtà che vivono e promuovono lo sport. Ecco, promuovere lo sport significa, e poi dopo chiudiamo questo collegamento e magari avremo modo di approfondire più avanti, significa promuoverlo all'interno delle scuole. Questo è uno dei passi fondamentali e mi sembra che ci siano anche a livello istituzionale, a livello di provincia di Verona, ci sia l'interesse proprio di entrare nelle scuole e raccontare e spiegare ai ragazzi cosa significa fare sport con lo spirito giusto, con lo spirito olimpico. Sì, concordo pienamente con te Alberto, ma d'altra parte stiamo lavorando insieme. Giusto, hai ricordato giustamente la provincia, perché la settimana scorsa proprio tu mi hai sostituito nell'incontro con il presidente della provincia, in quanto io ero impegnato a Padova in giunta regionale. Ecco, io mi auguro che la provincia, ma sono sicuro che sarà così, riuscirà a realizzare anche a Verona il Comitato Olimpico Locale per portare tutte le attenzioni sulla città. Ottimo. Grazie allora, perché siamo in chiusura. Stefano Gnesato, delegato CONI Verona, buona giornata, buon lavoro per tutto quello che ci ha presentato e grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti. E grazie anche ad Alberto Cristani, buona lunedì Alberto, grazie. Buona settimana, ci risentiamo alla prossima. Assolutamente sì, grazie a te Andrea, buon lavoro anche a te, ci sentiamo sicuramente settimana prossima. Grazie. Colazione con striscia settimanale di approfondimento sportivo in collaborazione con Sport di Più Magazine e Centri Giovanili Don Mazzi.